chilometri da Belluno, sulla sponda sinistra del Piave, sorge una dimora ottocentesca con una storia molto particolare. È la casa natale di Dino Buzzati, vincitore tra gli altri anche del premio Strega 1958. Il celebre scrittore, pittore e giornalista vide la luce proprio fra queste mura il 16 ottobre del 1906. Siamo nel cuore della Val Belluna, a 2 passi dalle leggendarie cime dolomitiche. Il complesso sorge sulle fondamenta di una dimora patrizia di epoca cinquecentesca, appartenuta ai Sacello, notai e farmacisti bellunesi attivi sino al Settecento. Uno dei rari esempi di villa romantica ottocentesca nel bellunese, affrescata. Questo è una cosa che non è assolutamente comune. Dal momento in cui ho potuto prendere in mano l'azienda agricola che nessuno voleva mantenere, ho cercato di passare dalla produzione di cibo commodities per mangime animali a una biodiversità coltivata di pregio, inizialmente con il fagiolo gialletta, poi con altri legumi, poi con tutto quello che può essere inserito in successioni culturali nell'ambito anche di una scelta di agricoltura biologica che adesso non è più certificata, ma che comunque continuo ad applicare nei fatti. Ho ritenuto importante ricostruire anche un micro frutteto varietà con antiche varietà locali di mele e di frutti un po' desueti, ad esempio le nespole germaniche, i cachi, che sono comunque anche melicotogne, hanno anche il loro valore ornamentale. La villa conteneva una ricchissima biblioteca di famiglia, che si rivelerà decisiva per la formazione intellettuale dell'autore del Deserto dei Tartari. Del complesso architettonico fanno parte la dimora principale, una cappella del XVI secolo dedicata a San Pellegrino e alcune pertinenze agricole. A Villa Buzzati, nella chiesetta di San Pellegrino, per alcuni anni hanno riposato le spoglie di un uomo profondamente innamorato di questo angolo incontaminato della campagna veneta.